Oggi siamo qui ospiti della cantina Colli Euganei. Presidente Calaon, cosa ci racconta? La cantina di Colli Euganei è l'istituzione del vino di Colli Euganei. Credo che la crescita da un punto di vista qualitativo dei prodotti dei Colli Euganei sia legato alla crescita della cantina dei Colli Euganei. Non a caso a Vo abbiamo una festa particolare che si chiama la festa dell'uva di Vo e questa nasce il giorno che nasce la cantina, quindi sono andate avanti a pari passo proprio per dimostrare che tradizione, cultura e crescita hanno avuto un'evoluzione costante nel tempo. Quando si svolge la festa dell'uva di Vo e quali novità ci sono quest'anno? La festa dell'uva tradizionalmente è la terza domenica di settembre, quindi a meno che non ci siano sconvolgimenti climatici cercheremo di mantenerla, anche se le ultime vendemmie sono sempre state anticipate. Ovviamente lavoriamo sul binomio carri allegorici, che sono la grande attrazione per la gente quella domenica lì, e i prodotti del territorio, quindi il vino in primis e i prodotti agroalimentari che fanno da contorno al vino, e quindi facciamo una bella festa. Immagino che il protagonista di questa festa sia il vino della cantina Colli Euganei. Nell'ambito della festa dell'uva ci sono rappresentate tutte le produzioni della zona, però diciamo che i prodotti della cantina sono presenti chiaramente perché la cantina rappresenta un insieme del territorio, in quanto ci sono circa 800 viticoltori associati e di questi 350 sono solo dell'area dei Colli Euganei, quindi assolutamente importanti per la produzione della nostra produzione. Se dovessimo fare una scelta, quale di questi vini proporrebbe a quest'ora? Direi che il classico aperitivo è il Selprino, prodotto da uva Selprina, che è la denominazione tipica per la nostra area. Ma benissimo ci sta anche il fior d'arancio, che è dalla scorsa vendemmia di OCG, che viene prodotto sia in versione spumante dolce che passito, e anche la novità anche in versione tranquilla, secco, quindi un prodotto che può essere impiegato sia come aperitivo sia a tutto pasto. È molto fragrante, molto aromatico, quindi è molto piacevole. Il presidente Calaon ha molto insistito per questo Manzoni Moscato. Perché? Il Manzoni Moscato è stato introdotto di recente ed era un giusto completamento della gamma dei moscati presenti nella zona dei Colli Euganei. Noi infatti abbiamo il Colli Euganei Moscato, che è da uva moscato bianco, il fior d'arancio, che è prodotto con uva moscato giallo, e adesso la novità è il Manzoni Moscato, che è un incrocio tra uve aromatiche prodotto dal professor Manzoni, e quindi completa la gamma di questi nostri prodotti. Qui siamo in mezzo ai big, ci sono 4.000 espositori che vengono da tutte le parti del mondo, dall'America, dall'Oceania, dall'Africa, dall'Asia, ma voi non vi sentite piccoli? Naturalmente il mondo del vino è molto frastagliato, diciamo, a livello di produzione. Noi facciamo la nostra parte nel Veneto come regione, nella zona dei Colli Euganei, e nella zona dei Colli Euganei ci sentiamo anche noi parte integrante di questo mondo. Ci diamo da fare anche per farlo conoscere, ovviamente non solamente a livello locale o nazionale, ma anche a livello europeo ed extraeuropeo, tant'è che il 25% della nostra produzione in bottiglia, che è circa 1.800.000 bottiglie, viene esportato all'estero. Oramai i paesi dell'area target per esportazione sono verso l'Asia, ma anche verso l'America settentrionale e centrale. C'è un interesse su questa novità, pensiamo di rappresentare bene, diciamo, il panorama enologico, almeno locale. Sembra che il 2011 ci confermi l'Italia come primo esportatore di vino. Qual è quello che esportate di più? Qual è quello che piace di più? C'è un consumatore evoluto che conosce già il prodotto, quindi chiede attualmente vini molto fragranti, fruttati, facili da bere, e in modo particolare anche le bollicine sono molto in auge in questo momento, tant'è che il Prosecco, ad esempio, ha una diffusione ed è conosciuto in tutto il mondo come il vino tipico, lo spumante tipico italiano. Poi però ci sono anche altri prodotti, quali i vini rossi, che hanno comunque una loro tradizione e una loro cultura, insomma, ecco, quindi direi che il panorama enologico, diciamo, della nostra produzione copre quello che è la richiesta del mercato. Uno dei prodotti della nostra gastronomia sono i prodotti derivati dal maiale, dalla norcineria. Come si abbinano con i nostri vini? Visto che sui colli, ma nell'intera provincia di Padova, abbiamo una gamma di produzioni così talmente importanti e belle che basta solo avere un po' di fantasia e provare a mettersi lì e l'abbinamento viene da solo. La bellezza dei colli, il buon vino
i prodotti derivati dal maiale, dalla norcineria? Il mio maestro sul vino ha sempre detto che non servono i corsi, bisogna bere. E allora noi beviamo ai Colli Euganei.